Oltreoceano. Sentiamo. Sono stati così bravi da meritare una borsa di studio da utilizzare a New York durante uno stage alla risotteria Melotti, sede a stelle e strisce del famoso ristorante isolano. Loro sono i 3 migliori studenti del 4º anno del corso tecnico di cucina del centro ENAIP di Isola della Scala, che hanno ricevuto insieme ad altri 29 allievi degli altri centri formativi di Verona e Legnago un contributo di 7.500 euro donati dalla Banca Popolare di Verona. Borse di studio per coloro che si sono distinti per il lavoro scolastico durante lo scorso anno formativo e che potranno ora essere utilizzate per l'acquisto di materiale didattico e per il primo inserimento nel mondo del lavoro, a cominciare proprio dalla suggestiva esperienza newyorkese all'interno della risotteria Melotti. Non mandiamo i ragazzi da soli a New York, li mandiamo come ENAIP, li mandiamo come Banco Popolare, li mandiamo come Melotti e li mandiamo come sistema di un paese, in questo particolare della provincia di Verona, che ha delle eccellenze, il riso, conosciute in tutto il mondo. Li mandiamo in uno scambio di generazioni e di dono, perché questi ragazzi frequentano l'ENAIP perché imparano a lavorare e alla fine cosa si aspettano di lavorare. I giovani attraverso ENAIP, che noi abbiamo seguito su questa iniziativa fin dall'inizio, hanno appunto questa possibilità di guadagnarsi un premio grazie all'impegno e quindi in funzione di un merito che hanno acquisito, che mi sembra una cosa importante, un recupero di valore fondamentale. Ma cosa faranno questi 3 ragazzi all'interno della risotteria Melotti? I ragazzi andranno a confrontarsi con quello che è la cucina, l'organizzazione, quindi anche il modo di gestire l'approvvigionamento del food a New York, che non è così semplice, e poi quello che è tutta la preparazione dei risotti, come farli anche poi per soddisfare le esigenze degli americani, perché insomma abbiamo dovuto un po' plasmarci a quello che è il gusto americano nei nostri risotti. Un riconoscimento importante per il lavoro di ENAIP, che da oltre 60 anni avvia i giovani al mondo del lavoro. Nella provincia di Verona gli iscritti ai percorsi di qualifica sono circa 700 e le recenti iscrizioni confermano il trend in crescita degli ultimi anni. L'offerta formativa dell'anno scolastico 2015-2016 verrà inoltre arricchita dal nuovo corso Operatore della trasformazione agroalimentare.